E allora siamo d'accordo che non sono solo i giocatori, ma tanto dipende No, dall'ambiente. assolutamente no, no, ma Perché diciamo, io non so chiaramente Andrea e Fernando, ma per me era chiaro che comunque non sono solo loro, loro hanno una predisposizione magari a comportarsi in un determinato modo, ecco, che però non è detto che non possa essere corretta dall'ambiente e dall'allenatore. Cioè, non so se secondo mi sono me spiegato. D'accordissimo, è questo sì, fondamentale. Ma Eh, ragazzi, vi dirò l'ultimo esempio, perché ho guardato le partite. Ragazzi, io Lautaro non lo sopportavo. Lautaro era il giocatore che se aveva due alternative e lui aveva due giocatori davanti, aveva due alternative libere, Lautaro tirava. Lautaro è sempre stato questo e io mi è sempre stato qua, io non l'ho mai sopportato Lautaro per questo modo di giocare, ma poi è cambiato e raga non cambi da solo, non cambi da solo se non c'è qualcuno che ti ti, che spingono, ti ti devono batte, spingere, ti per devono spingere. forza. Quindi se arriva È l'allenatore lo giusto, stesso motivo per cui Politano ha cominciato a fare l'esterno di centrocampo. ma cioè, Cioè, quello è il discorso. Sì, tutto quello che volete, ma poi se Politano si fa, cioè se Politano a un certo punto a 30 anni decide di fare gli scatti di 90 metri all'indietro, ma secondo voi è perché è cambiato da solo o perché c'è qualcuno che gli ha fatto capire perché va fatto quello scatto di 90 metri ogni quarto d'ora? tra l'altro quello che gliel'ha fatto capire è lo stesso che quando stava a Milano l'ha buttato via, che poi l'abbiamo preso noi, perché Politano con Conte litigò a Milano. No, ma io sono d'accordissimo con quello che dici tu, Pe. Io quello che voglio intendere è che, vabbè, quest'anno io Vlahovic purtroppo ce l'avevo al fantacalcio, mi dovrei maledire da solo perché... Cioè, però, capito, cioè, Vlahovic anche quando è stato messo davanti alla porta, fin quando era Allegri,